Ciao a giù e stasera oggi aspettate un poco ma avrò una ricetta mia del ragù napoletano. Venite appresso a me che andiamo a preparare insieme. Olio in pentola, una bella porzione generosa, va giù, facite i preziusi. Andiamo a mettere in pentola. Ragazzi, il ragù napoletano non me ne vogliate, ma ognuno lo fa come vuoi. Ogni volta che rapite una fiancanata, ognuno ha una ricetta sua, quindi state sereni. Partiamo dalla salsiccia e brusulin che oggi fatto ieri, bianco stato, le nostre immancabili puntine tra ciulelle per i voce, basta che permettete. Poi ho preso un bel pezzo di muscolo, che ce lo andiamo a fare tutta spezzatina. Ora, un napolitano non è solo un condimento. A Napoli è un rito sacro, una prova di pazienza. La salsiccia pinuccia, la vedete quando è bella? È un pilastro e l'identità della cucina nostra. O segreto, sta rinda una parola sola, pippià. Vedete, voglio che sinfonia, guardate qua, guardate, adesso si sta caramellando tutta. E che profumo, voglio. Mamma mia, stupendo. Andiamo a metterci un bel bicchierone di vino rosso, concentrato di pomodoro, il nostro oro rosso. E mo una volta che riprende il bollore, ci abbassiamo la fiamma, ci mettiamo il coperchio, da pappulea va giù, da pappulea fino a che non si cuoce, bellissimo, mamma mia. E dopo circa 9 ore di cottura a pippià sempre, guardate qua, voi aprite la cioccolata, è cioccolato, guardate qua, guardate. E poi che facciamo? Ne facciamo un gnocca sorrentina a vola, ci buttiamo a cadinda e ne mangiamo in forno, vedete appresso a me. La vera differenza fu il fuoco. Ora non ha da polvere come l'acqua da pasta, ha da pippià. È che il momento magico di pepe, quando si fa una bollicina solo ogni tanto. Come noi che si fuma una pipa giù, e caccio fumo piano piano. Ha da cuocere per un'eternità. Una volta saliti a galla, andiamo nel ragù. La prima mescolata così, vedete? Un advento su bello, va giù, mamma. Lucido e prova le denso. mozzarella così. È così che si merda una scarpetta finale. E non facci dei più, ma raccomando con parmigiano. Andate a fare un vasi di co. E ora andiamo a riempire i nostri tegamini. Un poco ragù sotto. E vanno in forno una decina di minuti col grill a 180. Andiamo a fare la nostra gratinatura perfetta. Oggi è come sempre, è arrivato un momento più bello. Non avete idea che profumo, mamma mia. Ma mangia sacrificava giù.